Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Il ricordo che stiamo per sentire sembra provenire da un'era preistorica. Eppure, ancora fino a pochi decenni fa si riteneva, almeno ufficialmente, che l'atto sessuale tra marito e moglie dovesse essere per le donne un dovere finalizzato alla procreazione. Sulle lenzuola era ricamata la frase «Non lo fo per il piacer mio, ma per dovere verso Dio». Alla sposa veniva regalata la teca con la statuetta in cera di Maria Bambina, sposa vergine e casta. I 3 giorni di astinenza dopo il matrimonio erano un sacrificio da donare alla Madonna, come penitenza per quanto sarebbe poi inevitabilmente successo, e veniva rispettato rigorosamente. In casa eravamo 7 fratelli, tutti grandi lavoratori. Ho lavorato come meccanico saldatore dai 14 ai 60 anni. Ho conosciuto mia moglie alla festa di Solbiate Arno e come l'ho vista è scattato il colpo di fulmine. Abbiamo ballato insieme e abbiamo preso un solo numero alla pesca di beneficenza. Premio, come segno del destino, un paio di calzini bianchi da neonato. Io le dissi di metterli via perché sarebbero tornati buoni. La domenica dopo la vidi con delle amiche e capii che mi piaceva. Dopo qualche domenica di passeggiate le chiesi se era vergine perché io a 30 anni lo ero ancora. Lei mi rispose di sì. Durante i 3 anni di fidanzamento ci rispettammo fino al giorno del matrimonio e valori di altri tempi. La notte delle nozze lei mi chiese di non avere rapporti per 3 giorni perché sono i giorni dedicati alla Madonna e io le risposi che se avevamo aspettato 3 anni potevamo anche aspettare ancora 3 giorni. Abbiamo avuto 2 figli che ci hanno dato molte soddisfazioni e abbiamo trascorso sempre fedeli 50 anni di matrimonio ed ora, con grande dolore, sono vedovo. Nelle famiglie patriarcali d'un tempo, il padre era il capo indiscusso ed era visto con rispetto, spesso unito a timore o addirittura a paura, sia dai figli che dalle mogli. Ma quanti maltrattamenti vi sono ancora oggi nelle famiglie? Spesso, per un errato concetto di autorità, il marito pensa di imporre la propria volontà alla moglie con violenze che, come leggiamo tutti i giorni sui giornali, spesso sfociano addirittura in efferati omicidi. Come ci racconta Anna, alle imposizioni familiari non le restava altro che tacere, ma ad un certo punto reagisce e, come liberata, si sente felice d'averlo fatto. Anna conclude il suo ricordo con un grande desiderio di libertà, andare per mare in una crociera,
lasciandosi tutto alle spalle. Ho avuto un'infanzia triste, non si faceva altro che lavorare e si riceveva solo no. No questo, no quello. Non si doveva avere un'opinione nostra, solo tacere e tacere. Una volta non ne ho potuto più e ho rotto tutti i piatti e per questo ho preso un sacco di schiaffoni, ma ero contenta di averlo fatto però. Poi sono morti i miei genitori e ho dovuto curare mio fratello più piccolo di me. Con il mio secondo fidanzato che ho sposato ho girato tanto con il motorino. Lui suonava in un'orchestrina e da sposata andavo a ballare. Vorrei tanto fare una crociera e questo è il mio desiderio più grande. Avere 100 anni e non sapere esattamente quando si è nati, ma questo, che oggi può sembrare quasi assurdo, ancora non molto tempo fa non era una cosa poi così strana. Infatti era quasi normale nascere in casa e non in ospedale, ma non solo nelle campagne, anche nelle città. E il mio padre, sempre impegnato con il lavoro, si recava in comune a denunciare il lieto evento solo qualche giorno più tardi, spesso sbagliando la data esatta del parto, specie se era avvenuto di notte. Nella sua lunga vita, Francesca De Vecchi ha avuto gioie e dolori, un'intensa vita lavorativa fino a 13 ore al giorno, di cui però non si lamenta, ma tra tutte le traversie ha dovuto subire il dolore più grande, quello contro natura, e cioè la perdita di un figlio. Tutti i figli per i genitori sono i più belli e bravi, e anche il figlio morto di Francesca non fa eccezione, al punto però da farle dire, con grande amarezza e quasi ribellione contro il destino, che ad andarsene sono sempre i più bravi. Ho 100 anni. Quando mi hanno registrato in comune, hanno bisticciato sulla mia data di nascita e non so se sono nata il 28 o il 29 di gennaio. Ho lavorato fino a 13 ore al giorno. Non porto gli occhiali, anche se vedo solo da un occhio. Il mio più grande dispiacere è stata la morte di mio figlio a 52 anni per un tumore per il fumo. Era bello, bravo e generoso. Sono sempre i più bravi che se ne vanno.